4.560 alloggi ATER, 2.141 di proprietà comunale. È il quadro attuale dell'edilizia popolare nella Marca trevigiana. Numeri che il sindacato dei pensionati e degli inquilini della CGIL ripropone alla luce delle nuove regole per l'accesso e l'utilizzo degli alloggi per le emergenze abitative legati al reddito. Norme di cui ATER sta informando via lettera gli inquilini, creando qualche disorientamento, visto che si tratta di comunicare anche aumenti degli affitti. Intanto le persone coinvolte sono all'incirca 6.000 famiglie, quindi tra i 15 e i 15.000 e le 18.000 persone. Noi stimiamo che all'incirca 1.500 persone subiranno un aumento dell'affitto. Esiste poi, secondo noi, anche un terzo però di persone che subiranno una riduzione del canone, dal momento che appunto l'introduzione dell'ISEE permette di valutare oggettivamente la situazione economica. Non è sbagliato per il sindacato legare assegnazione e permanenza in questi appartamenti all'ISEE. Sì, perché il diritto di accesso deve essere modificato rispetto ai cambiamenti reddituali che intervengono all'interno delle famiglie. Questo per consentire l'accesso alle case popolari a chi effettivamente ha situazioni economiche negative. In caso la situazione poi si migliori e si modifichi per l'inquilino, deve scattare il turnover, ma anche questo a precise condizioni. C'è la necessità di calmierare gli affitti privati, quindi abbassarli per consentire a chi esce dalle case popolari di non avere un salto di affitto enorme, e c'è la necessità poi anche di usare le case popolari in ragione ai nuclei familiari, perché ci troviamo in situazioni in cui c'è una persona in 100 metri. Il punto è che gli indicatori che sono stati stabiliti sono troppo freddi e sono algoritmi che vanno guardati con attenzione. Ai sindaci la CGIL chiede di monitorare attentamente gli effetti della nuova normativa per suggerire eventuali correttivi alla Regione nei 2 anni di prova delle nuove regole, ricordando che dietro ai numeri stanno pur sempre persone, spesso pensionati.